Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Buongiorno e ben ritrovati, nuovo appuntamento con Buongiorno 131, martedì 23 dicembre e diamo anche il buongiorno al nostro Francesco. Ciao Fra, ben trovato. Buongiorno Ginette Canzoncina per Luca Di Leonardo. Come stai? Sei in forma? Bene. Buon Difac, ben trovato. Formissima. Ecco. Il nostro Stefano, buongiorno ragazzi e buona giornata a tutti voi. Voci di corridoio dicono che Luca sarà giovedì in diretta da Piazza Iene per Fanta 131. Tantissimi auguri, buon Natale a tutti voi, siete i numeri uno. Grazie Ste. Grazie Ste. Meno per Piazza Iene perché anche no. Questa settimana ci sarà solamente due video. Sei una tanalla, capito? Perché cioè, ti vergogni. Siccome ti vergogni allora. Certo, quello sicuro. Quindi, comunque faremo due video, i 4 nomi e le probabili formazioni. Che usciranno nei canali YouTube di 131 di Tutto Fantacalcio, insomma, dirette no perché ragazzi il 26 è anche giusto che ognuno stia con la propria famiglia. Tanto arrivano i video, li vedete in tranquillità, magari dopo pranzo e vediamo un attimino, anche perché news ce ne sono ben poche, anche conferenze stampa, ci saranno probabilmente dei video di presentazione delle gare, è difficile che ci siano conferenze stampa durante, forse addirittura le prossime 2 settimane, perché sono un po' incastrate. Esatto. Stupido. Questa è una citazione visto che sta lì Onlio. Mitici. Erano dei miei preferiti ai miei tempi. D'altronde. Una certa. Quindi. Siamo loro, Natalinotto, Luciano Tajoli, Claudio Villa, insomma, dai. Figlio del boom economico. Ciao Traccada, Luca ciao Di Roby, ben trovato. Yeah. Allora, ieri a Cagliari Social Arena, Fra, è andato un po' un dibattito che voglio ragionare anche qua, ovvero sulla titolarità. Chi sarà la punta centrale, l'attaccante di riferimento del Cagliari a Torino? Recupererà Borrelli o si darà fiducia a Kilixoi? Pavoletti, no, sto scherzando. 3P. Era solo per dare un terzo nome diverso così e dare fastidio. Ma allora, io ritengo che Borrelli sia ancora in una fase di recupero e quindi insomma, ritengo anche che il Cagliari cercherà di preservarlo perché comunque insomma, già ieri per dire si è allenato parzialmente con il gruppo e anche quello ovviamente un segnale che da una parte stai cercando di preservartelo per la partita di sabato, dall'altro è anche che comunque non è ancora in condizioni di evidentemente, insomma, dopo il problema della caviglia accusato a Bergamo, chiaramente devi stare attento, non esagerare col tirare la corda, ecco. Pertanto sposo la linea di Ivan Paone che dice che dovrebbe essere confermata e data fiducia a Kilixoi, anche perché insomma
chiaramente un giocatore che ha bisogno di giocare, bisogna sfruttare il momento, esatto, come dice Davide, perché è un giocatore che devi recuperare totalmente alla causa e far sì che il gol di domenica non sia stato una chimera, fondamentalmente. Ecco. Questo è un po' il mio ragionamento. Ecco. Sì, alla fine era proprio quello il discorso, nel senso che visto che ha trovato la rete, chiaramente Borelli non è al 100%, Poi ma con magari Borrelli se al la staffetta, 100%, con è Borrelli al ovvio che 100%, giocherebbe Borelli. secondo me sì. Fisico, vista anche la difesa del Toro, insomma. Secondo me sì, Quindi, però è anche vero che anche Kilixoy è fisico, come dicevamo ieri, quindi però rimane un po' non più è... piccoletto, Eh mettiamola beh, così. certo, certo. Beh, Eh, è un Rooney che ancora deve trovare la migliore condizione, fondamentalmente, quindi perfetto, perfetto. Allora, abbiamo già il nostro primo ospite, lo facciamolo facciamo entrare. entrare. Eccoci qua, ciao Alberto, ben trovato. Ciao, buongiorno a voi. Alberto Giurini, redattore, vice direttore di Toro News, grazie mille per aver accettato l'invito. Sabato ci sarà questa gara con un Torino che comunque arriva da due vittorie di cortomuso, mi viene da dire, contro Cremonese e Sassuolo, e un Vlasic che probabilmente a Torino non si era mai visto con questa continuità, Alberto. Sì, diciamo che bisogna tornare indietro di 3 stagioni per rivedere un Vlasic così in forma, quando in panchina c'era ancora Ivan Juric e quando di fatto però il croato faceva il trequartista dietro la punta. Adesso ha cambiato posizione, sta facendo la mezzala, molti più compiti difensivi, ma è veramente forse il principale leader tecnico della squadra in questo momento per l'importantissimo ruolo che fa nelle due fasi, perché oltre a essere ancora determinante in attacco, sono 4 gol e 2 assist nelle ultime 5 partite, è fondamentale anche il lavoro che Vlasic sta facendo in fase di non possesso per garantire equilibrio a un centrocampo dove Baroni sta cercando con il passare delle settimane di mettere giocatori sempre più offensivi. Quindi in questo momento forse Nicola Vlasic è il giocatore più importante del Toro e non solo per i gol che sta segnando e gli assist che sta mettendo a referto. Fra? Sì, ciao Alberto, intanto ben trovato. La domanda che ti faccio, la prima domanda è quella proprio sulla gestione Baroni, nel senso che insomma, siamo arrivati oramai a Natale, le ultime vittorie sicuramente hanno rinsaldato la sua posizione, però non è un mistero che sia stato in discussione più di una volta, sia stato messo in discussione più di una volta anche dalla stessa proprietà. Com'è la situazione al momento? Diciamo che in questo momento Marco Baroni non rischia, ha pagato per l'andamento deludente di inizio stagione il direttore Vagnati, è a lui che la società ha imputato le colpe più importanti per la confusione che è stata fatta sulla costruzione della squadra. Il Toro è partito in estate per giocare col 4-2-3-1, poi dopo la prima uscita di Coppa Italia si è decisi di passare a un 4-3-3 per avere più copertura a centrocampo e soltanto a stagione in corso nel mese di ottobre è arrivata la virata sul 3-5-2. Questa squadra costruita con giocatori sì importanti, ma senza avere le idee chiare sul modulo, non è piaciuta al presidente Cairo, che dopo la sconfitta beffa col Milan delle scorse settimane ha deciso di dare una scossa e richiamare un direttore sportivo con cui aveva fatto grandissime cose qua a Torino, cioè Gianluca Petrachi, che proprio su questo è intervenuto. Al suo arrivo a Torino ha parlato con Marco Baroni, hanno deciso che la squadra andrà avanti sul 3-5-2 e su questo modulo sarà impostato il mercato di gennaio in modo, ha detto Petrachi, da non avere più ambiguità. C'è un modulo, quel modulo si seguirà e in base a quel modulo sarà improntato tutto il mercato in arrivo. Mercato in arrivo e anche mercato in uscita a questo punto, perché immagino che qualche giocatore che magari è arrivato per fare quel tipo di sistema, magari adesso non è più funzionale. Sì, diciamo che il nome più importante è quello di Zakaria Buklal, era arrivato per fare l'esterno d'attacco e in questo momento Baroni in allenamento lo sta provando come quinto di centrocampo, ma è chiaro che non è un adattamento così facile e quindi è il principale giocatore in uscita, considerando anche che c'è stato un investimento da 10 milioni di euro per portarlo a Torino in estate, in questo momento un giocatore che fatica a trovare collocazione nel 3-5-2. Sì, potrebbe trovare spazio come esterno, ma in questo momento non è facile. Comunque un giocatore davvero tanto offensivo. È anche rischioso usarlo come quinto di centrocampo perché rischierebbe di lasciare dei buchi in fase diciamo, non è facile sceglierlo dal primo minuto.
si è visto a gare in corso quando c'era magari da recuperare una partita, ma è chiaro che sono situazioni da 10 minuti, situazioni un po' più improvvisate. Luca? Io vado proprio sul discorso dei singoli perché ho visto Simeone è entrato, ha causato anche comunque, ha favorito il rigore, ecco, in occasione della vittoria del Torino contro il Sassuolo. Un Simeone al 100% dovrebbe essere lui il titolare. A quel punto nel 3-5-2 ci sarebbe anche Duvan Zapata che comunque sta recuperando e nessuno mi pare possa mettere in dubbio la sua valenza, ma anche un Adams che comunque non è magari una prima punta, ma è un giocatore che fa da raccordo. Ci sono quindi due posti per tre giocatori. Si può anche vedere insieme, si possono anche vedere insieme Simeone e Zapata, secondo te? Sì, diciamo che in questo momento Marco Baroni è là davanti a davvero l'imbarazzo della scelta, perché Simeone adesso è rientrato da un infortunio, quindi nelle ultime 2 partite ha iniziato dalla panchina, però è chiaro che ha fatto vedere che quando in forma è difficile tenerlo fuori. Così come Adams sta benissimo, è stato determinante, nelle ultime partite ha dato un contributo importante, e poi c'è uno Zapata che sta tornando finalmente in forma dopo l'infortunio. Quindi sono 3 giocatori importantissimi. Lo stesso Zapata, per quanto magari non sia ancora brillante come il giocatore che si vedeva prima dell'infortunio, è un elemento che comunque con la sua fisicità tiene impegnate le difese avversarie, è una preoccupazione costante per un difensore avere Zapata da marcare. E poi c'è anche Ngong che nelle ultime settimane ha trovato meno spazio, ma per Baroni è un giocatore che da punta, seconda punta, può trovare molto spazio, può dire la sua anche al fianco di un centravanti molto fisico, e quindi di fatto ci sono questi 4 giocatori potenzialmente tutti titolari che in settimana si giocano 2 maglie al centro dell'attacco. E poi c'è il giovane Ngie che l'anno scorso era stata un po' la rivelazione del Toro, in un momento difficile era stato gettato nella mischia, che in questo momento sta trovando un po' meno spazio per l'enorme concorrenza che ha davanti, ma in cui Marco Baroni comunque ha fiducia e nel corso della stagione potrebbe ritagliarsi qualche occasione. E invece sul discorso a centrocampo, diciamo che un giocatore che comunque è arrivato a Torino, parlo di Casadei, è un giocatore che ha avuto anche un buon impatto la scorsa stagione, però in questo nuovo modulo sembra che faccia fatica e sembra che Baroni gli vada a preferire, magari anche è uscito anche Gineitis, che comunque è un giocatore che fa sempre, diciamo, bene al Torino, non è un titolare, ma è quel giocatore che puoi metterlo anche un po' ovunque e cerca un giocatore più di quantità. A questo punto il discorso di Casadei, c'è Angiorin, c'è Ilic, che comunque non era più partito lo scorso anno, è vero è stato fermato a qualche infortunio, e c'è Aslani, che comunque è un altro giocatore che veniva dall'Inter, forse ci si aspettava un po' di più da lui. Quindi lì a centrocampo, calcolando che Vlasic ovviamente come mezzala è intoccabile, lì com'è la rotazione? Sì, diciamo che in questo momento Vlasic è l'intoccabile ovviamente per la sua condizione. Come a inizio stagione per tanti mesi è stato intoccabile Casadei, che però non ha più inciso come ci si aspettava. Ha avuto un impatto molto importante la scorsa stagione, ha portato fisicità, aveva portato anche gol, porta un contributo importante sul palloni aerei comunque con la sua fisicità. È un giocatore che comunque dà la possibilità di poter lanciare lungo con il portiere, avere un centrocampista che va a cercare il pallone di testa, però nelle ultime settimane è calato molto, ha perso il posto. In questo momento sta pagando la decisione di Baroni di avere un mancino in più a centrocampo, avendo già Lazzaro come quinto che gioca a piede invertito sulla sinistra, lui è un destro. In questo momento Baroni preferisce avere un Gineitis o un Ilic come mezzala mancina, quindi avere un mancino di piede, spostando Vlasic a destra. A quel punto a destra si apre un ballottaggio a 3 tra Vlasic, Casadei e Angerin, dove in questo momento non c'è partita perché Vlasic è troppo in forma e è difficile da togliere. A quel punto Casadei si è ritagliato il suo spazio come ricambio o al posto di Vlasic o al posto di Gineitis quando ha avuto bisogno del cambio, però sono situazioni temporanee. Comunque Casadei è un giocatore importante, il Toro ha investito 13 milioni per portarlo a Torino, è un giocatore che comunque anche a inizio stagione in un momento difficile aveva portato fisicità molto importante, gli mancava un po' il gol, la qualità nell'ultimo passaggio, ma è un giocatore che il Toro aspetta. In questo momento è un po' meno brillante, ci sono tante possibilità a centrocampo e quindi nelle prossime settimane arriverà sicuramente anche il suo momento. Perfetto, perfetto. Sul discorso porta mi pare che ormai Baroni abbia deciso, è Paleari il titolare. Sì, in questo momento è Paleari perché c'era bisogno di un giocatore più di esperienza che potesse trasmettere più serenità.
ha un reparto dai 2 volti, perché è vero che in questo momento il Toro ha la seconda peggior difesa del campionato, ma la metà dei gol che ha subito sono da ricondurre a 3 partite, i 5 gol subiti contro Como e Inter e un momento di blackout contro l'Atalanta, che di fatto hanno compromesso una difesa che poi ha saputo tenere la porta inviolata per 7 partite. Sono numeri che a Torino negli ultimi 30 anni si sono visti solamente in altre 2 occasioni. Perfetto. Fra? No, volevo chiedere proprio questo della gestione del portiere, perché effettivamente era sicuramente qualcosa di particolare. No, invece volevo chiedere ad Alberto, io l'anno scorso sono stato alla partita insomma, il 2-0, anche se poi alla fine il Torino vinse in maniera decisamente più larga a livello di prestazione contro la squadra allora allenata da Davide Nicola. Stavolta la partita arriva tra Natale e Capodanno, dopo 2 vittorie di fila. Com'è l'ambiente? Perché chiaramente sappiamo che insomma, il tifo granata è sempre molto molto caldo, ma allo stesso tempo c'è sempre questa divisione durante la partita tra l'andare contro la proprietà e il sostenere la squadra, cioè c'è questa particolarità, diciamo, un po' come la Lazio, insomma. Sì, diciamo che c'è stato prima della partita contro la Cremonese un appuntamento in cui i tifosi si sono radunati sotto la curva per decidere un po' come portare avanti la contestazione, ed è stata decisa una linea comune, cioè supporto incondizionato alla squadra. Infatti durante le partite il sostegno ai giocatori e all'allenatore non manca, una contestazione che invece prosegue nei confronti della proprietà, che ormai da 1 anno e mezzo è tornata a essere pesantemente beccata dai tifosi. Però è ovvio che in questo momento i risultati stanno attenuando un pochino la contestazione al presidente, così come anche l'esonero di Vagnati, che era un dirigente che qua a Torino non era particolarmente apprezzato dalla piazza, che invece ha gradito molto il ritorno di Petrachi, un direttore sportivo che era riuscito a portare in Europa il Toro per 2 stagioni, quindi aveva lasciato buoni ricordi. È una scelta che ha trovato gradimento assoluto nella piazza, e anche quello, per quanto non abbia attenuato completamente la protesta, un pochino la sua parte l'ha fatta. Prima di andare a chiederti poi anche della formazione, di come ti aspetti che giochi il Torino, ma quello lo lascio sempre, come sempre, a Luca, perché è il suo compito. L'ultima domanda da parte mia è proprio sul mercato, perché stiamo per entrare sul mercato. Hai detto è arrivato Petrachi, giustamente, un direttore sportivo che, insomma, anche nella concezione che abbiamo noi giornalisti, spesso viene considerato come un ottimo esperto di mercato, cioè uno che sa sicuramente fare il suo lavoro. Che mercato ti aspetti a gennaio? Diciamo che ci aspettiamo un mercato di riparazione e non di rivoluzione. Comunque la squadra nel complesso è buona, non è stata costruita benissimo, perché c'è stato un mercato inizialmente da 4-2-3-1, poi da 4-3-3, il 3-5-2 è arrivato in corsa, quindi ci sono dei correttivi soprattutto in difesa, dove i giocatori ci sono ma la coperta è cortissima, e quindi Petrachi andrà a cercare soprattutto dei braccetti che possano giocare nella difesa 3. Si è fatto molto il nome di Marianucci nelle ultime settimane, ma non è una pista semplice, e il motivo l'ha spiegato lo stesso Petrachi prima della gara contro il Sassuolo, ossia a Torino non si vogliono giocatori di passaggio, si fanno investimenti, si prendono giocatori se in prestito con diritto di riscatto, ma l'intenzione è non valorizzare giocatori per altre società, e quindi se il Napoli dovesse aprire unicamente al prestito secco o con diritto di riscatto e contro riscatto, il Toro scarterebbe a prescindere la pista Marianucci e si butterebbe su altri giocatori. Per il resto la rosa nel complesso c'è, si potrebbe valutare ancora un quinto di centrocampo, magari da impiegare a destra, ma non è una necessità assoluta, e poi si guarderà anche molto alle uscite di quei giocatori che nel nuovo modulo faticano a trovare collocazione e che quindi potrebbero poi aprire spazio in entrata a nuove pedine. Con l'ultimissima Andiamo. aspetta, Vai, l'ultimissima vai, è, vai. prima di sapere appunto la formazione, come viene visto il Cagliari a Torino, ovviamente, cioè come si sta preparando questa partita. C'è molto timore, anche perché il Toro in stagione ha dimostrato di essere una squadra imprevedibile, capace di fare punti contro Napoli e Roma, che si presentavano come capoliste in quel momento, ed ha strappato 2 vittorie importanti, e poi ha avuto dei passi falsi pesanti contro Parma e Lecce, in partite che magari ha anche dominato, ma in cui ha regalato gol stupidi agli avversari, e poi ha mancato le occasioni per riprendere la partita, o addirittura per
completare la rimonta. Quindi in casa Toro c'è molto rispetto per tutti gli avversari, non si vuole affrontare una partita pensando di essere superiori, anzi, come si era detto della Cremonese, una partita che andrà affrontata col massimo dell'impegno, con lo stesso spirito. Adesso ci si avvicina anche alla gara contro il Cagliari, sapendo che non c'è nulla di scontato e anzi sono partite in cui c'è tutto da perdere. Vai Luke. Ci sta assolutamente. Quindi, allora, sul discorso del Torino, quindi 3-5-2, è ovvio che Coco e Masina sono impegnati in Coppa d'Africa. A quel punto ci sarà probabilmente anche Tameze, che non era al meglio da quel che ho letto, non so se recupererà o meno. Dovrebbe esserci Ismaili, anche lui falcidiato dagli infortuni. Un po' quale può essere la formazione ad oggi, ovviamente, che è super probabile, perché comunque mancano ancora diversi giorni e diversi allenamenti. Quale potrebbe essere appunto la formazione contro il Cagliari? Sì, diciamo che la difesa in questo momento è obbligata. Coco e Masina sono in Coppa d'Africa e quindi al centro ci sarà Maripana, ai suoi fianchi Tameze, che è uscito per crampi ma sta bene, si è già allenato, a destra, e Ismaili a sinistra. A centrocampo si va verso la conferma in blocco del reparto già visto a Reggio Emilia, con Pedersen sulla destra e Lazzaro sulla sinistra, Aslani in cabina di regia con Vlasic alla sua destra, e il ballottaggio è più sul centro-sinistra, dove Gineitis potrebbe essere confermato, ma insidiato anche da un Ilic che è entrato molto bene a Reggio, è un giocatore che a Baroni piace molto e che può portare qualcosina ancora in più a livello tecnico. Il ballottaggio grosso è davanti, dove ci sono di fatto 4 giocatori per 2 maglie. Adams viaggia verso la conferma perché ha fatto benissimo a Reggio Emilia. Zapata si gioca invece un posto da titolare con Simeone, che è entrato molto bene, si è conquistato il rigore, adesso sta meglio dopo aver smaltito l'infortunio, quindi è pronto a dar vita a un ballottaggio che probabilmente si prolungherà fino alle ultime ore prima della partita. Perfetto. Ultimissima, un'idea su Ilic, nel senso che è un giocatore che probabilmente ci si aspettava molto di più, perché a Verona aveva fatto benissimo, l'anno scorso pareva ceduto, ora Baroni sta cercando di recuperarlo. È ovvio che 2 mezzali come Vlasic e Ilic, tanta qualità lì in mezzo al campo. Sì, è un giocatore di grandissima qualità e l'ha dimostrato con un assist poi sprecato da Ngong all'ultimo secondo contro il Sassuolo. È stato molto chiaro Baroni. Ilic è un giocatore che ha grandissima qualità, che mi può dare tantissimo, ogni tanto tende ancora a perdersi a livello mentale, io devo andare a recuperarlo, ma un giocatore così non si può non cercare di recuperarlo, perché può portare una classe incredibile. Lo scorso anno a febbraio era stato di fatto venduto, era già andato a Mosca per sostenere le visite mediche con lo Spartak, poi c'è stato un ripensamento da parte del club russo, Ilic è tornato a Torino, sembrava anche lui in partenza, ma poi ogni allenatore che arriva a Torino, quando vede Ilic in allenamento, se ne innamora, e di fatto almeno per qualche mese gli viene data una nuova chance. Vediamo se Marco Baroni sarà il tecnico che riuscirà a farlo rendere con continuità, perché è un giocatore che è stato pagato più di 17 milioni di euro, ma che ha mostrato qualità solamente a sprazzi, e quindi in questo momento viene ancora bollato come un acquisto sbagliato. Poi è chiaro che le qualità ci sono, vedremo se Ilic riuscirà ad abbinarci anche la testa e la mentalità giusta per dimostrare di poter diventare un giocatore importante e non esserlo solamente sulla carta o come a livello di potenzialità. Perfetto, perfetto. Grazie mille Alberto, grazie per questo Focus Torino. Ci sentiamo ovviamente nei prossimi giorni. Ovviamente i migliori auguri di buon Natale. Tanti auguri Alberto e grazie a te Grazie e a a voi, tutti. Grazie auguri, mille. buona giornata. A Ciao presto, Alberto. ciao. Ciao ciao, buon lavoro. Eccoci qua. Abbiamo così, facciamo lo switch subito. Lo vedo No, bello aspetta. No, è vero. Aspetta. È vero. Tac. Stai fermo. Non toccare niente. Stai fermo. Mamma mia, sei veramente caro Luca Di Leonardo. Buongiorno Diablo. Avete scelto una foto in cui sono bellissimo. Cosa succede? Esatto. E quello è l'uomo meme. Bisogna ringraziare l'uomo meme che sicuramente... Avete scelto quella foto, è proprio la foto in cui sono uscito meglio nella mia vita. La tua vita, nella tua esistenza, sì. in A parte che assoluto. ero molto più giovane, cioè quella foto mi ricorda che fondamentalmente sto invecchiando male, però
Ma non è vero, non è vero. A parte io ti Sto preferisco con invecchiando. quella felpa, sinceramente, perché Ah, è questa molto è- più da... Questa è la La felpa, Natal. è la mia felpa feticcio, cioè ecco. non riesco a liberarmi di questa felpa. Mia moglie mi ha detto compratene un'altra uguale, così almeno No, almeno un altro è colore, questa. capito? No, Almeno un cioè, è altro proprio colore. lei. Sì, sì, è proprio sì, è lei. una roba, perché poi è la classe, non voglio fare pubblicità, si vede anche il marchio, lo chiudo, ma è una felpa con un pile di qualità incredibile ed è leggerissima ma è caldissima, quindi proprio perfetta per la vita in campagna. Questa è proprio una felpa da campagna, raga. Esatto. E siccome oggi c'è anche quest'aria un po' uggiosa, piovosa, anche qui nel Sinis, devo dire che questa felpa mi coccola sempre un pochino. Ci sta, Esatto. ci sta, assolutamente. C'è già una polemica, gatti in però. giro oggi, quindi non ho molto... Guarda questa polemica, Ale, attenzione. Vai. Il diavolo dentro casa non è il vero diavolo. Ha ragione un po', perché il mio contesto vero è in mezzo alle piante, comunque ormai. Ma se piove e c'è umidità, no, se piove non fa. d'altronde... No, se piove non fa. Però ha ragione, ma vi dirò di più, aggiungo, se volete posso aggiungere benzina a questo fuoco della polemica sul diavolo fuori contesto. Il diavolo nei giorni di Natale non è così proprio vero diavolo, perché... cambia la sua natura, sono giorni in cui io mi perdo un pochino, devo dire, perdo un po' tutti i miei punti di riferimento, tant'è che per esempio vabbè, a parte, partiamo da questo presupposto, basta partite a mezzogiorno e mezza, io non ne posso non mi piace, sono d'accordo, Federcalcio, facciamo Lega, una raccolta firme, FIFA, UEFA, io questa partita al mezzogiorno e mezza non la capisco, proprio nel senso, non è che non mi piace, non l'ho capita. Tant'è che cosa è successo? Io ho guardato, praticamente mi stavo trasformando nel tenente Colombo, non so se voi siete di generazione sufficiente, perché assolutamente sì. Un occhio nella partita del Pirri di mio figlio e un occhio nella partita del Cagliari. Quindi ho sofferto, c'è stato quella mezz'ora di sovrapposizione che mi ha fatto soffrire moltissimo, perché la partita di mio figlio è iniziata alle 11 di mattina di domenica, è quella che permettetemi, ma il campionato di mio figlio è il campionato più bello del mondo, non mi stancherò mai di dirlo. Ma poi quelli sono campionati che giustamente vanno giocati di mattina, cioè, l'abbiamo fatto tutti noi, quindi insomma... Quindi c'è stata quella sovrapposizione che non va giocata di mattina. Esatto. C'è stata quella sovrapposizione. In più poi prendi la macchina, vai a fare il classico pranzo prenatalizio da amici della domenica, eccetera, eccetera. È successo che ovviamente la partita sono riuscito a guardarla davvero con un occhio solo. Però mi è bastato per capire una cosa. Cosa succede? Quando siamo troppo ottimisti voglio spezzare le gambe all'ottimismo, quando siamo troppo pessimisti voglio spezzare le gambe al pessimismo, perché fa sempre bene un po' di equilibrio. Nel fatto che comunque, diciamoci la verità, l'esame di maturità non è andato benissimo, ok? Ci sono però il Cagliari non ci... diciamo, a parte forse 1 o 2 partite su 16, in ogni partita, anche quando non sono arrivati i punti che abbiamo desiderato, c'è sempre un segnale positivo. Arriva sempre un segnale positivo. In questo caso, ovviamente, il primo gol di Foloruscio dopo 30 anni è il primo gol di Kılıçsoy, il primo gol turco in Serie A per il Cagliari, anzi, il primo gol turco del Cagliari della storia. Quindi insomma questi 2 segnali mi fanno ben sperare. Non ultimo mi fa ben sperare che quando tu canni una partita io credo che abbia detto benissimo Luca, perché poi sono riuscito un po' a seguire sempre con un occhio anche il post partita. L'errore, cosa fanno gli adolescenti quando scoprono di essere bellini? Si guardano allo specchio. Esatto. Tutto torna nel percorso di maturazione. Quindi se
con Pisa abbiamo capito che non è il caso di guardarsi allo specchio, ma dobbiamo ancora sbucciarci le ginocchia, ma come quando eravamo bambini, forse è il caso di portare questo spirito a Torino, no? Questo spirito di no, cavolo, di imparare questa lezione e portarla a Torino. E su questo invece sono d'accordo proprio anche con Franci. Insomma, credo che sia stato detto tutto. D'altra parte, attenzione, perché Firenze si è svegliata, Torino si è svegliata, Lecce non sembra perdere colpi, Verona, cioè attenzione perché lì dietro comunque qualcosa si muove. Qualcosa si muove, come era tra l'altro prevedibile. Certo. Poi io sulla Fiorentina che vince 5-1 mi sembra un acuto anche forse eccessivo. Però anche in 10 11 contro 10 dall'ottavo minuto. Dall'ottavo minuto praticamente. Senza portiere. Quindi poi bisogna poi c'è una statistica. L'Udinese ogni volta che batte una grande, la parità dopo la sbaglia. Infatti speravo che fosse Udinese e Cagliari, invece no. Niente. No, invece no. Non ce la possiamo, non è stato così. Però, ma anche col Cagliari l'Udinese ne ha regalato. Anche se non ha perso, però insomma, ricordiamo quella partita. Perché, però per non dimenticare. Esatto. Devo dire che a darsi in questo momento riuscire a trovare di nuovo a riacchiappare la barra del timone diventa necessario, proprio perché questa è la fase in cui chi è dietro si sveglia. Questo è il periodo del campionato in cui chi è dietro e ha la forza e ha la capacità di salvarsi inizia il suo rush. Quindi bisogna stare molto attenti, perché è un attimo che invece quelle che sembrano più avere qualche numero in più si siedono e poi si ritrovano nel giro di poche giornate di nuovo infognate in una lotta che magari non sei più strutturato per giocare, in cui non riesci più ad avere la forza di combattere. Quindi sempre molta attenzione. Ricordiamoci che abbiamo un allenatore esordiente, quindi bisogna capire se è in grado, per esempio, di tenere la squadra e lo spogliatoio se fra 3-4 giornate ti ritrovi penultimo. Questa è un'incognita, perché fino adesso ha navigato potendo respirare con bocca e naso, ma quando l'acqua comincia a salire, se dovesse succedere, bisogna capire quali sono i numeri di Pisacane in una situazione di stress e di pressione di questo tipo, perché poi in una situazione del genere il Cagliari è in una condizione anche societaria particolare. I nuovi investitori, lo stadio che si sblocca, le aspettative non sono poche, quindi secondo me c'è anche qualcos'altro rispetto al solo campionato a cui stare attenti dal punto di vista delle pressioni che possono, come dire, compenetrare anche nello spogliatoio o comunque nello staff tecnico. Altro aspetto su cui riflettere, e dobbiamo fare tutti quanti mea culpa forse da quel punto di vista, per aver forse sopravvalutato in questa fase, attenzione, la necessità di avere Mina anche quando non è al 100% in campo. Se ne è parlato e forse Mina andrebbe preservato in questa fase, proprio per evitare che si vadano a creare degli equilibri fastidiosi anche forse all'interno dello spogliatoio, perché sappiamo che Mina non è una mina, non è come tutti gli altri lì dentro. Nomen. Quindi un giocatore con quella enorme personalità, quando non è il punto di riferimento o non ha la forza di essere il punto di riferimento, secondo me va preservato lui per preservare tutto il resto.
siccome abbiamo, adesso io non lo so, voi lo sapete più di me perché sulle infermerie magari siete più aggiornati, ma non lo so perché Luperto non ha giocato, voi lo sapete. Motivazione, allora, Pisacca ha detto motivazione tecnica. Mi sembra un difensore con altre caratteristiche. Non è una questione... Ok. Ma è chiaro che il dubbio sul mercato è forte, anche perché poi gli è stata fatta la domanda su Luperto e sul discorso del mercato, lui ha detto chiedete ad Angelozzi. Quindi è chiaro che sotto qualcosina c'è, ma non ci stupiamo, nel senso che è un qualcosa che sta andando avanti già da settimane, già da mesi, vedremo. Non è un caso che il Cagliari stia cercando un centrale destro di difesa, quindi i nomi che sono stati fatti, no? Dossena, Marianucci in primis, e anche che il nome di Luperto stia da tempo circolando. Insomma, come diceva Matteo Zizzo la domenica, lui cioè la Cremonese l'avrebbe voluto anche quest'estate, lui non ci è voluto andare quest'estate perché evidentemente si aspettava qualcosa di diverso, però evidentemente sappiamo ora... che a Nicola piace, sappiamo che a Nicola piace molto, quindi che è un giocatore che lui apprezza moltissimo. Quello che certo che diventa difficile da tifoso accettare che mettiamo anche che a gennaio Luperto possa andare via, ammesso e non concesso che possa andare via, ma perché non utilizzarlo se sta bene finché ce l'hai? Esattamente come potremmo in teoria utilizzare, se dovessimo chiudere a 00:01 del nuovo anno con un nuovo giocatore, il 2 addirittura avremo la possibilità di utilizzarlo contro il Milan, e non vedo perché dovremmo rinunciare fino al 27 a un giocatore che magari queste cose, insomma, sono dinamiche politiche del calcio, chiamiamole così, dinamiche societarie che per un tifoso sono difficili da accettare. Per me è difficile accettare una roba del genere, però giustamente hanno i loro motivi per fare questo, però poi noi facciamo questo, mettiamo in campo un Milan non ancora pronto, chissà, insomma, magari sarebbe stato meglio aspettare al 27 per rivedere Mina in campo, avremmo potuto tranquillamente replicare il duo Luperto Rodriguez che aveva funzionato benissimo, e non dico che la partita sarebbe andata diversamente, perché ricordiamoci che il Pisa ha un merito, ha fatto il Cagliari della situazione. Sì. Si è tenuto in partita fino a 10 minuti dalla fine, ricordandoci anche questa cosa, che la statistica ci dice che, e probabilmente il Pisa, cioè probabilmente Gilardino questo conto lo ha fatto, che il Cagliari ha sempre un calo di concentrazione nell'ultimo quarto d'ora e spesso prende gol. Credo che sia la squadra che prende più gol in finali di partita, o una delle squadre che prende più gol nei finali di partita. E quindi è chiaro che se tu rimani sotto di uno e cerchi di tenere tutto sommato senza andare in grandissima difficoltà dopo il 2-1, devo dire la verità, il Pisa non è mai stato veramente in difficoltà, poi ha trovato il pari, se vogliamo ha anche legittimato questo pari, perché alla fine forse il Pisa potrà segnare anche 2 di gol anziché 1. Siamo usciti molto delusi, con una lezione da portare a casa, assolutamente da portare a casa. Ci sta, ragazzi, siamo questo. Speriamo di Torino ha vinto, credo, le ultime 2 partite. 2 partite di seguito, 1-0. 2 partite di seguito, credo, abbiamo ragione di credere che si sta sfregando le mani, perché in questa terza partita c'è il Cagliari in casa. È vero. Cioè, io ne approfitto anche per mettere in visione quello che dice il nostro collega Giancarlo Cornacchia, che salutiamo. Buongiorno colleghi, per buon auspicio ricordiamo quello 0-5 del maggio 93 che lanciò il Cagliari verso la qualificazione alla Coppa UEFA. Così era maggio, ragazzi. Critica sa squadra. Che squadra. Peraltro. Era uno squadrone ed era
un periodo dell'anno più interessante di dicembre. Cagliari, il Cagliari di natalizio, insomma, è sempre stato un Cagliari un po' così, un po'... Beh, quell'anno c'è anche il Cagliari-Torino 0-0 del 3 gennaio con Sant'Elino Col pallone nevato, arancione. col pallone È bianco vero. dipinto di rosso, Esatto. perché il Esatto. Cagliari non aveva un pallone rosso, arancione, insomma, da neve, per cui no. Esatto. Quello è sempre Tra un l'altro anno anche epico. Tra l'altro anche giustificatamente, cioè nel senso, alla fine... Appunto, nevica. Tra l'altro partita per gli amanti delle statistiche con l'esordio da titolare in Di Serie A, Teixeira. l'esordio di è Teixeira. un po' come avere una Alle spalle boa di a Bolzano. Francescoli. Cosa te ne fai di una boa a Bolzano? Esatto. Ne fai niente. Esatto. Quindi... Una barca a remi anche. Esatto. Quindi cosa se te ne dovesse fai? servire Del una boa a gozzo Bolzano, a Bolzano. dovrebbero usare un pallone probabilmente. È vero, assolutamente. Comunque, No, ragazzi, sì, vai. No, comunque ragazzi, questa la partita di Torino, io devo dire la verità, la temo. Ho paura. Sì? Voi? Beh, allora io l'anno scorso, ne parlavamo prima, fu una sturrata, per utilizzare un termine molto natalizio, da parte della squadra granata di Paolo Vanoli, e il Cagliari arrivava dopo un periodo fantastico, che era l'ultima partita di gennaio, comunque una delle ultime partite di gennaio. L'anno scorso il Cagliari Nicola fece un gennaio clamoroso, no? Iniziato con la vittoria di Monza, il pareggio contro il Milan a San Siro, la vittoria contro il Lecce in casa, insomma. Poi andò a Torino, anche lì, partita della verità, partita della maturità, floppata clamorosamente col Torino che trova il gol nei primi minuti di gioco, dà una lezione di fatto di calcio al Cagliari. Quindi Torino è una partita, è un campo balordo, è una trasferta balorda. Io spero che la lezione stavolta, insomma, anche di questa presunzione, di questa puzza sotto il naso, di aver snobbato, perché questo è stato di fatto il Pisa domenica, ecco, sia effettivamente una lezione già imparata, e che quindi proprio a casa di una di quelle squadre che hanno sempre fatto della grinta, lo spirito di non mollare mai, insomma, no? Perché forse il Torino è nell'immaginario collettivo la squadra della lotta. Certo. Anche perché insomma il toro. Non a caso insomma, no? Quale migliore metafora di questa immagine? Però invece il Cagliari dovrà essere furbo, secondo me, e che dovrà sfruttare quell'aspetto napoletano, no? Napoletano in senso buono, cioè da scugnizzo, sì. come dice sempre Esatto. Pisacane, perché secondo me è una partita in cui il Cagliari può anche vincere. Cioè io al momento dico, secondo me questa squadra, il collega di Torino ha detto, il Torino ha dimostrato di poter fare di tutto in quest'anno, no? Cioè di vincere partite assurde e di perderne altrettante. Ecco, anche il Cagliari secondo me finora ha dimostrato questo, no? Si scontrano due squadre tutto sommato imprevedibili. Sì. Quindi o sarà uno 0-0 pallosissimo, che può anche essere, perché tutto veramente o si sarà può il aspettare da queste due squadre. O sarà il classico, anzi 3-4, capito? 3-4 meglio. 3-4 è una cosa... Mi sembrano un po' troppi gol, sia fatti che subiti dal Cagliari, vi dico. Per le due squadre, effettivamente ma il Cagliari soprattutto, cioè, perché il Cagliari subisce tanto... Però è costante nelle partite, cioè subisce 2 gol a partita, più di due è tosta, quindi speriamo che effettivamente non sia questa la prima. Però ecco, sicuramente sarà una partita loffia, ecco, da quel punto di vista. Kilixoi? Beh, lo abbiamo aspettato e la nostra pazienza è stata premiata. Perché? Ma non solo la nostra pazienza, in realtà la pazienza anche di Pisacane. Io credo che ovviamente è successo su Kilixoi, a Kilixoi è successo quello che è successo grosso modo a Rodriguez, anche se Kilixoi era stato impiegato, era stato visto, non aveva convinto,
ma si capiva che non era una questione di valori, ma era una questione di ambientamento. Era chiaro, si vedeva proprio da come girava nel campo guardandosi intorno e guardando i compagni, come se cercasse dei punti di riferimento che non aveva. Evidentemente il lavoro durante la settimana, in questi mesi, ha portato a quel valore e Pisacane l'ha capito e ha trovato il momento giusto per infilarlo e ha fatto una partita decisamente convincente. Ragazzi, è stato messo nelle condizioni di fare 2 tiri in porta, uno ha praticamente sfiorato il palo, l'altro l'ha buttato dentro, sempre con la stessa attitudine, sempre con la stessa intenzione, quindi si è capito che quella è una sua caratteristica, cercare il piede e tirare, cercare lo spazio e tirare. Tra l'altro, da quello che sembra, si trova meglio, più a suo agio quando è a ridosso dell'area di rigore piuttosto che dentro, cioè non è un attaccante d'area piccola, ma è proprio il classico attaccante da quella zona fra l'inizio dell'area e il dischetto del calcio di rigore. Quella secondo me è la sua zona, e se servito bene ha dimostrato di essere, intanto, di avere una capacità di prendere posizione col corpo molto importante, e non è poco per un attaccante, e poi di avere i piedi, anche quello, di avere i piedi, di avere il tiro. Infatti quello che il tiro, dici, ragazzi, noi abbiamo è visto, molto giusto, in questo inizio è di molto campionato abbiamo visto una marea di buste, e questo Sì, questo è vero, è assolutamente vero, è vero. Cioè, questo No, ma un attaccante che tira. sì, un attaccante che tira, un attaccante che poi gioca guardando la porta, perché Sì, finora sì. noi avevamo sempre visto attaccanti, anche perché il lavoro Per impostato caratteristica, anche quando c'era Piccoli era quello, spalle alla porta, Esatto. fatica, Sì, mi sì. prendo il fallo, faccio salire la squadra. Invece Semi è proprio per essere un giocatore, perché è un 9 che però allo stesso tempo può fare anche il 9 e mezzo, perché Sì, appunto è anche una come seconda dicevi tu, punta. no? Certo. Quelle capacità a livello tecnico proprio, che non tutti i 9 hanno, perché è un 9 che vuole la palla tra i piedi per tirare, non alla Inzaghi, capito? Che invece la Certo, palla la esattamente. sbatte in porta, cioè Sì, meno sì. la tocco meglio è, perché Per rimanere quello è. in tema rosso-blu, un'acqua fresca, no? Di questi... Esatto. Sì. Cioè è un altro tipo di attaccante, un attaccante Esatto. che infatti secondo me anche in questo inizio di sua carriera sta pagando un po' anche questa specie di dubbio, no? Cioè è un 9, è un 10, è un 11, cioè dove Che ci deve manca, giocare? che però ci manca quel tipo, quell'attaccante lì con quelle caratteristiche. A noi mancava, ed è un ottimo innesto. Oltre al fatto, ragazzi, che ha 20 anni e quindi chiaramente questo è un plus di non poco conto. Però mi è piaciuto molto, migliore in campo in assoluto, e vi dirò, io sono molto contento del gol di Foloruscio, sperando che l'infortunio non lo tenga fuori, perché anche questa è un'altra sfiga tremenda. In quel momento. Ritrovi In quel l'ennesimo modo. giocatore, di nuovo questo si fa male, cioè sono 3 su 3. Comincia a diventare veramente una roba pesante, sperando che questo venga sempre preso con lo spirito del ok, dobbiamo volare oltre la sfiga, dobbiamo buttare il cuore oltre la sfiga, altro che ostacolo. Però io sono contento, perché Foloruscio è un giocatore ritrovato nelle ultime 3-4 partite. Il gol non è altro che la ciliegina sulla torta di un percorso di riscoperta di Foloruscio, che è stato dato per bollito da un sacco di suoi detrattori, ma in realtà è un giocatore che può dare ancora tanto, lo sta dimostrando, lo ha dimostrato. Peccato quel ginocchio contro il palo, speriamo che anche a livello di determinazione, insomma, questo lo aiuti poi a riprendere il prima possibile la forma ideale. Anche di forse stiamo imparando a capire che Pisacane, perché lo stiamo scoprendo in questo momento, questo allenatore, forse è uno in grado di aspettare i giocatori e di farli arrivare nella condizione mentale migliore alla condizione fisica migliore. Questo, se davvero fosse così, se davvero lui avesse questa caratteristica, farebbe di lui
un allenatore dalle basi, diciamo, di partenza molto interessanti, perché davvero se guardiamo quanti giocatori ha riscoperto e scoperto, secondo me diciamo che abbiamo più di tre indizi per fare una prova da quel punto di vista. Ci troviamo davanti a uno che sa gestire il gruppo. Lo mettiamo. Domanda tecnica da parte di Gianluca che ti chiede se fa più male il palo nel ginocchio a Foloruscio o una vecchietta all'ossigeno alle 8:30 d'inverno. Allora, bisogna tenere conto di questa cosa, Gianluca, che partiamo da basi di struttura muscolare molto diverse, quindi a me fa più male la vecchietta, senza ombra di dubbio. Tra l'altro io non posso giocare a calcetto, quindi per me è impossibile, non mi succederà mai. Io non posso. A proposito, caviglie fragili. Ah, è così. No, a proposito poi sì. di Foloruscio, perché in tanti chiedevano come sta e via dicendo, quello che abbiamo detto ieri, cioè oggi il giocatore verrà valutato nuovamente, c'è una sorta di cauto ottimismo in casa Cagliari, ma non ci si vuole sbilanciare, perché anche Borrelli sembrava più grave del previsto la situazione, poi in realtà l'abbiamo visto in campo. Io sinceramente da quello che c'era stato detto in settimana mi ha molto stupito vederlo sia tra i convocati e poi anche in campo. Immagino che qualche antidolorifico importante sia stato preso per farlo giocare. Esatto. E speriamo, ripeto, che Foloruscio che sia stato soltanto appunto la botta forte, anche il movimento, però che non sia qualcosa di serio, anche perché veramente una dinamica così sfigata difficilmente a mia memoria ne ricordo, e soprattutto perché si era appena sbloccato dopo tanto tempo, dopo tanta attesa, e soprattutto lui nel girone di ritorno tradizionalmente, tranne l'anno scorso a Firenze, però anche l'anno di Verona per esempio, nella seconda parte del campionato aveva fatto molto bene. Vedere un ragazzo che esulta nel dolore è sempre una cosa che mi fa una tenerezza, mi dà un fastidio, ma anche quando sono gli avversari, che uno si fa male quando ha segnato, è proprio una roba che proprio mi piange il cuore. Ormai sto invecchiando e quindi divento sensibile. Poi li vedo tutti, questi potrebbe ormai essere miei figli, con tutti questi 2005-2004 che ci sono, che giocano in prime squadre in Serie A, potrebbero essere tutti i miei figli questi, figuratevi, nel 2005. Bei tempi. Diablo, grazie. Volata grazie a voi. La buone feste, poi non buone diciamo feste niente. anche a voi. Ci rivedremo tanto. Ci vediamo post 27. Un abbraccio. Esatto. ci vediamo il 29. Un abbraccio. Grazie mille. Anche a voi ragazzi. Ciao Diablo, buone feste. Ciao. Eccoci qua. In realtà non il 29 ma il 30, ovviamente, perché il 29 è lunedì. Martedì 30. E lo spazio di Diabloid è ovviamente il 30, che è martedì. Va bene. Ultima puntata dell'anno, ricordiamolo. Ultima puntata del 2025, esatto, assolutamente. Abbiamo parlato abbastanza di Cagliari. Abbiamo parlato un po' di... Posso fare una postilla, giusto perché l'ho segnata, giusto per spiegare. Dunque, dov'era? Era così lontana. Comunque, era semplicemente legata al discorso che a un certo punto abbiamo parlato per un quarto d'ora del Torino. Abbiamo parlato un quarto d'ora del Torino perché ogni giovedì solitamente, ma questa settimana, visto che è settimana più corta, portiamo un inviato della squadra avversaria, perché comunque è giusto, è corretto conoscere anche la squadra avversaria. No, ci piace, non è oltre che è giusto e corretto. Vabbè, ci piace. Decidiamo noi. Decidiamo noi qual è la linea, ricordiamolo. Però per chi non fosse, ci sono a quest'ora, forse chi ha commentato non ci guarda di solito a Bologna 131, ma ricordo che ci sono le repliche delle televendite, quindi eventualmente chi vuole, se non vuole vedere, non lo trovi perché l'ho cancellato il commento. Ah, ecco perché. Ce lo stai cercando. Esatto, non riuscivo a trovare. Però io me lo sono segnato.
Esatto, ma non avevo dubbi che te la saresti certo. tenuta per la fine della Esatto. trasmissione. Io mi sono morso la lingua perché lo volevo dire sul momento, ma non l'ho detto. Ma in ogni caso, comunque, sono le televendite. Se uno si deve comprare una pancera, non lo so, visto che in questo periodo magari Facciamo aiuta anche il perché- podcast dedicato all'avversario. Esatto. Ma scusa, ma mi pare abbastanza scontato. Non l'abbiamo detto probabilmente perché avevamo Alberto in diretta, quindi pare anche corretto. C'è anche visto che forum. portiamo uno C'è forum. Sì, insomma, Esatto, volendo, c'è ragazzi, forum. il Ce ne digitale, sono. E tante pieno. Ma anche gratis, YouTube, rimetta magari anche su YouTube, c'è di tutto. Chi vende pentole, chi le compra, potete fare anche quello, non c'è problema. Tanto Natale, siamo arrivati. Però, dai, su, fate da bravi. Va bene, esatto, Non ci avete mancano fatto solo tirare uno. fuori l'acido anche, beh, anche nella miseria. puntata prima di Natale, ragazzi. Allucinante. Fate da bravi. Che poi gli su, vengono Natale. le rughe a Luca Di Leonardo, già Esatto. tutta questa skincare. Già devo insomma, fare 2 telefonate post diretta che vediamo come sarà eh. la giornata. Vabbè, Esatto. la lasciamo. Vabbè, ma non vogliamo farci fatti tuoi, quindi. No, tranquilli, ci mancherebbe. Va bene. Volemo se Caro bene. LDL. Grande. Ci vediamo. Possiamo chiudere? Beh sì, direi di sì. Sono le Possiamo 11.02, direi chiudere, di sì. sono che il 23 11.02, ci chiudiamo. sta. Ovviamente. Bilancizio, commenti chi non gioca al fantacalcio ovviamente. Io, Vlasic e Certo. Simeone. Non 2 a caso, direi. Non due a Tanti caso, auguri non anche a due a te, caso. Davide. Va bene, ragazzi, vi facciamo gli auguri ovviamente di buon Natale. Vi ricordiamo che noi torniamo lunedì con Buongiorno 131, quindi lunedì 29 dicembre. Cosa dire? Domani ci sarà come sempre il nostro video di auguri natalizi sui social, quindi mi raccomando non perdetevelo, anche perché sono alcune perle importanti, non voglio dire altro, ma va bene così. E mentre per quanto riguarda invece le dirette, noi ci rivedremo ovviamente il 26 sera per la vigilia di Torino-Cagliari. Quindi credo al 99% faremo la diretta della vigilia, se no ci vedremo direttamente il 27 per il prepartita, ma al momento, diciamo così, salvo cose particolari, ci rivediamo il 26 per la vigilia di Torino-Cagliari. Gianluca ha un dubbio di formazione per il fantacalcio? Sì, Borchetto Maialetto. Maialetto sempre. Maialetto forever. Sempre, quindi. Ci sta. Va bene. Diamo gli auguri ovviamente a tutti e ci sentiamo appunto il 27 per il pre e post Torino-Cagliari. Punto. Vi invito comunque a vedere il video di domani perché merita. Basta, merita. Capirete. Basta così. Va bene. Va bene. Buon Ciao Natale. a tutti, buon Natale. Andiamo di Sigla. La sveglia suona, la redazione in pista, Sardegna in diretta, c'è voglia di notizia, storie di sport, un'isola in piena, storie di vita, a voce alta, alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Storie di sport, storie da raccontare, tra il campo e il mare c'è tanto da dire. Alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131.
Alza il volume, fatti sentire la Sardegna voce, è pronta a stupire, un ritmo che batte, che non vuol finire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131, 131. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.